Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Oggi andremo sui temi del giorno come sempre, ma la prima parte della trasmissione da qui alle ore 11, il primo quarto d'ora, lo dedichiamo alla campagna d'autunno leghista in particolare e all'attualità più stretta al Senato, insieme al capogruppo della Lega Nord al Senato, Gianmarco Centinaio. Buongiorno Centinaio innanzitutto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, campagna d'autunno. E peraltro al Senato c'è un provvedimento del quale oggi ci sono alcune anticipazioni sugli organi di stampa, anche perché il provvedimento sembra un cantiere aperto. Mi riferisco alla cosiddetta riforma del lavoro o Jobs Act, per quelli che parlano in linguaggio renziano, la delega sulla riforma del mercato del lavoro che è appunto all'esame del Senato. Qualche quotidiano, segnatamente oggi La Stampa, ha dato qualche anticipazione, ne parleremo tra poco. Intanto però vorrei focalizzare con lei, anche alla luce, Centinaio, della conferenza stampa di ieri con il segretario Salvini, il capogruppo alla Camera Fedriga e il presidente della Lombardia Maroni, quella che è la campagna d'autunno della Lega, di cui abbiamo letto stamani anche sul quotidiano La Padania. Sono 3 le date, mi sembra, fondamentali: il 21 settembre, assai vicino, a Cittadella, tema l'indipendenza, il 18 ottobre a Milano, per l'anniversario dell'operazione Mare Nostrum e alla fine il 14 novembre una giornata di protesta fiscale legale. La definizione del come eseguire la protesta fiscale, che non è un dettaglio perché ci richiama a insuccessi del passato, per metterla in termini un po' eufemistici, la definizione del come è importante e sta lavorando un gruppo di avvocati e di tecnici del settore fiscale, perché ha detto ieri Salvini si vuole infliggere un danno ma con mezzi legali allo Stato italiano, una protesta che vuol mettere in crisi i cassieri dello Stato. Sono 3 appuntamenti importanti e il tutto si incornicia in un quadro politico nel quale, ha detto ieri Salvini, la Lega rappresenta in sostanza l'unica opposizione al governo Renzi, in un quadro di frantumazione del centrodestra. Quindi l'iniziativa parte dalla Lega in solitudine, scrive oggi La Padania. Vogliamo un po' puntualizzare questi 3 momenti dell'autunno che ci attende, Centinaio? Sì, diciamo che sarà un autunno molto caldo, come lo è stato l'inizio dell'anno e come l'è stata la primavera. Ormai noi della Lega per fortuna stiamo tornando protagonisti della scena politica italiana, molto per nostro merito, ma in parte anche, a dire la verità, anche per demeriti altrui, perché all'interno dell'area di centrodestra vedo veramente il niente assoluto, il vuoto spinto di niente. Quindi un autunno importante, un autunno che parte con Cittadella. Ecco, la fermo solo un attimo. Lei ha detto vuoto spinto nel centrodestra. Al Senato, che è la Camera più in bilico, tra virgolette, dove il supporto di Forza Italia potrà essere più necessario per la maggioranza, per il governo Renzi. Questo lei lo riscontra nei lavori del Senato? Sì, assolutamente sì, l'abbiamo riscontrato, lo può confermare qualsiasi analista politico, l'abbiamo visto durante quest'estate, durante il dibattito sulle riforme costituzionali, che è vero che da un lato c'era stato questo accordo, questo patto del Nazareno, quindi che prevedeva un sostegno da parte di Forza Italia alle riforme costituzionali, quindi alla riforma del Senato, alla riforma del titolo quinto. È altrettanto vero che il patto del Nazareno non prevedeva l'accordo e quindi il sostegno di Forza Italia su tutti gli altri provvedimenti. E mi spiego meglio: durante il dibattito al Senato contemporaneamente sono arrivati 5 decreti legge a cui il governo ha messo la fiducia, e su 5, 4 il governo non avrebbe avuto la maggioranza se Forza Italia non gli avesse garantito il numero legale. Di conseguenza questa non è fare opposizione da parte del partito di Berlusconi, questo è sostenere apertamente una maggioranza ampiamente in difficoltà. Immaginatevi se per ben 4 volte il governo non avesse avuto il numero legale e quindi per ben 4 volte 4 provvedimenti su 5 fossero caduti e non si sarebbe riuscito a fare quello che chiedeva il governo. Sarebbe stato un grande problema politico per questa maggioranza. E invece Forza Italia, bella bella, ha deciso in più di un'occasione, quindi come ho detto 4 volte su 5, ha deciso di mantenere il numero legale. Questo è essere apertamente in maggioranza, e questo lo contestiamo e andremo avanti a contestarlo in eterno ai nostri colleghi
ai nostri colleghi di Forza Italia. Dico di più, l'attività parlamentare è iniziata post vacanza, è iniziata settimana scorsa, parlando con molti colleghi di Forza Italia mi dicono che in queste settimane ci dovrebbero essere degli incontri, pare molto probabilmente già questa settimana, degli incontri all'interno dei gruppi parlamentari di Forza Italia per decidere se appoggiare apertamente il governo o meno. Quindi ormai siamo abbastanza certi che l'azione di Forza Italia non sia un'azione di opposizione, ma sia un'azione di maggioranza. E l'ha detto anche Berlusconi in più di un'occasione quando va a raccontare la balla agli italiani, quando va a dire noi faremo opposizione costruttiva. Ecco, a fronte fare opposizione costruttiva, nessuno fa opposizione distruttiva, tutte le opposizioni sono costruttive. Un conto però è fare opposizione costruttiva, un altro conto è tenere in piedi un governo allo sbando. A fronte di questo, gli articoli comparsi in questi ultimi giorni circa una nuova alleanza di centrodestra, Lega inclusa, sembrano poco fondati. Decisamente, ha detto anche ieri Salvini, se ci chiamano a parlare, ci chiedono di incontrarci, ben venga, e noi siamo disponibilissimi a incontrare quelli che teoricamente dovrebbero essere l'opposizione, però con le idee chiare, senza le fette di salame sugli occhi, un po' come, passatemi un po' la forzatura, un po' come è successo anche in passato, dove magari eravamo andati ad appoggiare Berlusconi anche in situazioni abbastanza imbarazzanti e che magari ci hanno messo in difficoltà col nostro elettorato. Adesso basta essere presi in giro da Forza Italia. Allora, se da un lato a livello sì, locale le alleanze funzionano, io sono stato vice sindaco a Pavia in un'alleanza con Forza Italia, a livello locale le alleanze funzionano bene, in Regione Lombardia e in Regione Veneto è l'esempio su tutti, a livello romano le alleanze non sono funzionate. Centinaio, punto primo, allora l'indipendenza, 21 settembre, 3 giorni dopo il referendum per l'indipendenza della Scozia, sul quale ci sono molti articoli, oggi si comincia a parlarne ovviamente molto. Indipendenza che riguarda il Veneto, c'è una questione pendente in Veneto, anche se il ministro per gli affari regionali Maria Carmela Lanzetta si è opposta, a nome del governo naturalmente, sul referendum indetto lo scorso giugno per l'indipendenza del Veneto. E poi c'è la questione statuto speciale per la Lombardia, con relativo referendum consultivo fra i cittadini. Ma ci sono anche questioni appunto internazionali, dalla Catalogna alla Scozia, che abbiamo già citato, all'indipendenza della Crimea, che ci riporta anche a un quadro di politica estera molto attuale, le sanzioni contro la Russia con danno economico. Sono tutti argomenti ponderosi che il Consiglio federale ha affrontato ieri. Direi però indipendenza dal punto di vista interno significa soprattutto Veneto e Lombardia, no? Sì, decisamente, ed è quello che noi stiamo chiedendo da anni. Alcuni nostri militanti o ex militanti, magari in modo disinformato, hanno sempre sostenuto che ultimamente l'azione indipendentista della Lega era venuta meno o si era appannata. L'azione indipendentista è più forte che mai, anche nell'esperienza che stiamo facendo nelle regioni del centro-sud, perché i contatti che stiamo avendo, e stiamo avendo anche per esempio qui nel Lazio, sono contatti con movimenti indipendentisti, movimenti che hanno le stesse ideologie, la stessa voglia di indipendenza che abbiamo noi al nord e che sta portando avanti la Lega. L'evento del 21 di settembre deve essere visto in quest'ottica, deve essere visto nell'ottica che la Lega in Italia sta portando una questione che è una questione sul tavolo europeo. Come diceva giustamente, a 3 giorni dal referendum in Scozia, portare l'attenzione in Italia ad una questione che in tutti gli stati democratici è normale e garantita, cioè l'autodeterminazione, portarla all'attenzione dell'Italia e perlomeno anche del governo italiano, penso che sia una cosa fondamentale. Io ieri ero in una trasmissione televisiva, e alla fine della trasmissione si parlava proprio di indipendenza e il collega del Partito Democratico, che era mio interlocutore, continuava a dirmi sì, ma in Scozia è un'altra cosa, ma in Scozia non è un'altra cosa, in Scozia stanno chiedendo quello che sta chiedendo il popolo veneto e quello che in parte stanno chiedendo altri popoli, e che è sempre stato sopito da uno Stato italiano che ha sempre visto le spinte indipendentiste, le ha sempre viste appunto come il fumo negli occhi. Oggi come oggi c'è questa possibilità,
in Scozia per questa possibilità, e non vedo perché non ci debba essere in Italia. Purtroppo noi siamo un paese da terzo mondo, e di conseguenza, io continuo a dirlo, si parla bene, si pazzola male. Centinaio, il secondo appuntamento è quello per l'anniversario di Mare Nostrum. Si è capito in questi giorni che non cambierà molto con il nuovo nome dell'operazione europea Frontex Plus, no? Perché anzi si stabilisce un principio molto più rigido, per cui sarà l'Italia a dover essere il luogo in cui si applica la Convenzione di Dublino. Chi arriva qua rimane qua, e non c'è più la possibilità di fare i furbi, dicono gli altri stati europei agli italiani, come avete fatto finora, cioè facendo poi andare una certa quota di persone negli altri paesi e non registrandoli subito come impone la Convenzione di Dublino. Quindi la differenza è questa: costi e oneri e numeri di persone in arrivo sono tutti a carico dell'Italia. Secondo lei l'operazione Mare Nostrum va avanti? L'operazione Mare Nostrum non andrà avanti, nel senso, intesa come l'ha intesa il ministro Alfano, che oggi avremo l'onore di avere in audizione appunto qui in aula al Senato. L'operazione Mare Nostrum non va avanti, anzi peggiora per quelli che erano i sostenitori di questa operazione, perché l'Europa, che a noi come Lega non piace e continua a non piacere, non è il paese delle banane come l'Italia. E mi spiego meglio: l'Europa, quando adesso ha detto che aderirà all'iniziativa Frontex Plus, ha anche ha specificato una cosa, che l'operazione Frontex Plus opererà solo ed esclusivamente in acque Schengen. Di conseguenza cosa succederà? Che quando un barcone che parte, facciamo un esempio, dalle coste libiche, chiederà aiuto, se sarà in acque Schengen, l'operazione partirà e andranno ad aiutarli, andranno a dare una mano. Se sarà in coste libiche, non sarà di competenza di Frontex, e di conseguenza succederà quello che succederà. Quindi sarà molto più stringente rispetto alla buffonata che ha portato avanti per un anno il ministro Alfano, dove mandiamo la nostra marina militare in acque internazionali e soprattutto in acque territoriali libiche a raccogliere i barconi. Io chiedo solamente una cosa a chi si occupa, a chi ne sa sicuramente più di me: ma provate a pensare a uno Stato serio. La Libia in questo momento non è uno Stato serio che vede la marina militare di un altro paese entrare nelle proprie acque territoriali. È una dichiarazione di guerra in uno Stato serio. Per fortuna, ripeto, che la Libia in questo momento è tutto tranne che uno Stato serio. Se fossero acque territoriali di un altro paese sarebbe scoppiata una guerra tra l'Italia e lo Stato interessato. Quindi anche in questo caso il signor Alfano e la signora Pinotti, che è il ministro della Difesa, dovranno penso in parte rivedere le loro stime, e dovranno anche rivedere un attimo quelle che saranno le azioni di questo governo. Io continuo a ribadire, e lo diremo anche oggi in aula, che il signor Alfano forse è meglio che vada a casa, perché forse non ha capito bene che cosa vuol dire fare il ministro degli interni, o forse dovrebbe andare a lezione da Roberto Maroni, che almeno gli spiega come si gestiscono i flussi migratori. È prevista per questa sera, mi sembra, l'informativa del ministro Alfano alle 18 in Senato sul tema del terrorismo internazionale di matrice religiosa, per non dire islamica, no? Perché sia alla Camera che al Senato vige il politicamente corretto. Sul sito del Senato si parla di questo: terrorismo internazionale di matrice religiosa, come se il mondo fosse pieno di cristiani, induisti, protestanti, eccetera, che vanno a seminare il terrore in giro per il mondo. O testimoni di Geova che magari passano da una casa all'altra e cercano di farsi saltare per aria. Cioè, anche in questo caso il ministro Alfano deve, e soprattutto gli uffici del Senato devono capire che la gente non deve essere presa in giro. I flussi migratori, e sappiamo benissimo tutti che in Italia è stato da tecnici che si occupano di queste cose, sono state individuate circa una cinquantina di persone che servono come reclutatori come si dice, nelle comunità, soprattutto comunità islamiche, per andare a fare reclutatori, per riportare appunto questi cittadini islamici nei territori d'origine e far partire la Jihad o ISIS o tutto quello che in questo momento sta fiorendo in quei territori. A me questa cosa fa paura, a noi fa paura, ci siano 50 scalmanati di matrice islamica che girano
che girano per l'Italia a cercare di fare reclutatori per altri scalmanati, penso che il nostro governo debba avere un livello di guardia non alto di più, perché basta un matto che si mette, si riempie di tretole, va dentro una metropolitana, ti fa saltare per aria. Poi non ci dicano che non l'avevamo detto. Ultima cosa, abbiamo veramente pochissimo tempo, anzi non abbiamo quasi più perché dobbiamo salutarci prima della pubblicità, però le voglio chiedere due cose rapidissime. Per quanto riguarda il 14 novembre prossimo, un giorno di resistenza fiscale, c'è anche un sito già pronto, non ancora online, dove verrà spiegato il tutto. Il sito è nonpago.com. Però le chiedo, domanda un po' retorica, se lei ci può dire qualcosa di più riguardo a questa data del 14 novembre e alle modalità della giornata di resistenza fiscale. L'ultima cosa invece ha a che fare di nuovo col Senato, perché oggi abbiamo avuto anticipazioni sul cosiddetto Jobs Act, sulla delega sulla riforma del mercato del lavoro che è all'esame del Senato. È una delle più pressanti richieste europee, BCE, è una delle cose che si dice Renzi deve fare. La stampa oggi esce con un'anticipazione di questo tipo. Nella delega ci saranno principi di questo genere: il contratto di inserimento a tutele crescenti per giovani fino a 35 anni e persone con più di 50 anni. In pratica i datori di lavoro potranno per 3 anni assumerli e licenziarli senza vincoli e riceveranno un bonus fiscale se li confermeranno. 2 modifiche allo statuto dei lavoratori: si potrà demansionare i dipendenti, cioè ridurre la mansione e il salario in assoluta libertà, e si potranno usare tecnologie per controllare la prestazione di lavoro dei lavoratori. Le risulta che cos'è il Jobs Act e di cosa stiamo parlando? Mi risulta in parte, nel senso che in questo momento la parte relativa al lavoro la sta seguendo e la sta seguendo anche molto bene la senatrice veneta Manuela Munerato, che ha la delega da parte del gruppo Lega Nord del Senato a seguire appunto il Job Act e a seguire tutto quello che arriva al Senato riguardo al mondo del lavoro. Quindi se volete, magari nelle prossime ore potremmo eventualmente sentire la senatrice Munerato ed avere da lei magari notizie ancora più fresche rispetto a quelle che posso avere io, che comunque confermo rispetto a quelle che stanno scrivendo gli organi di stampa in questo momento. Io ritengo molto preoccupante questa cosa, cioè il fatto che si permetta ai datori di lavoro di licenziare liberamente quando si vuole, di demansionare, cioè c'è una dignità del lavoratore che deve essere comunque tutelata e deve essere mantenuta. Non si può pensare che il lavoratore sia carne da macello perché ce lo dice l'Europa. Noi abbiamo manodopera specializzata, abbiamo personale che esportiamo in questo momento di crisi, che esportiamo, e le aziende di mezzo mondo, gli stati di mezzo mondo vengono a fare reclutamento proprio di personale italiano, perché sappiamo benissimo che esce dalle scuole preparato ed esce dai luoghi di lavoro sicuramente con una preparazione più alta rispetto ad altri lavoratori. In questo momento, con questa operazione di Renzi, ancora una volta si cerca di umiliare il lavoratore. Sul discorso del 14 novembre, ahimè non posso, ma non perché non voglio, ma perché non so. E vi dico molto onestamente, ieri a Matteo, a Salvini ho chiesto dimmi qualcosa in anteprima, ma non si è proprio sbottonato neanche con il sottoscritto, quindi non so veramente, non voglio dire e non voglio anticipare nulla, ma proprio perché non sono in grado di darvi un'anticipazione. Bene, io ringrazio Gianmarco Centinaio, presidente dei senatori della Lega Nord. Buon lavoro, buona giornata, buona settimana. Grazie al Centinaio. Grazie a voi, buona giornata, buona Padania. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Finalmente siamo nella nuova sede di
Tua pubblicità su Radio Padania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. E adesso diamo uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ANSA, che si apre in questo momento con la notizia del fermo di un ex NAR, terrorista o meglio estremista di destra, per l'omicidio Fanella, il cassiere di Mokbel. Di che si tratta? La squadra mobile di Roma ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Roma. Silvio Fanella, il broker ritenuto il cassiere di Gennaro Mokbel, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco il 3 luglio scorso nella sua abitazione a Roma da un comando di 3 finti finanzieri che ha tentato di sequestrarlo. I 2 avrebbero fatto parte del comando che ha eseguito il tentativo di sequestro concluso con l'omicidio. Un terzo componente, Giovan Battista Ceniti, è rimasto ferito e già in carcere. Tra i possibili obiettivi del killer, il tesoro della truffa Telecom Italia Sparkle, ritrovato in parte pochi giorni dopo il delitto in un vano nascosto della villa in campagna del broker Fanella ucciso. Si trattava di denaro, orologi di pregio e diamanti. I 2 fermati, Egidio Giuliani, ex esponente dei NAR, gruppo di destra, e Giuseppe La Rosa, anch'egli ritenuto legato ad ambienti dell'eversione di destra, lavoravano in una cooperativa di ex detenuti che si occupava del reinserimento in società al termine della pena. Giuliani, in passato appartenente ai nuclei armati rivoluzionari, è stato pedinato e bloccato in zona Prati. La Rosa è stato individuato in un appartamento di Novara. I 2 si erano conosciuti nel carcere di Novara e avrebbero costituito il comando che ha eseguito il tentativo di sequestro conclusosi con l'omicidio di Fanella, scrive l'agenzia ANSA, che poi ripercorre la vicenda e fa il focus sui soldi e i diamanti, il sangue che è finito sul tesoro della banda Mokbel. Gennaro Mokbel, a sua volta già legato ad ambienti di destra, era stato uno dei protagonisti della vicenda Telecom Italia Sparkle, una truffa della quale poi si è saputo molto poco in termini di conclusioni giudiziarie. Una cascata di diamanti tinta di sangue, scrive l'agenzia ANSA, le pietre più preziose, una fissazione per la banda Mokbel al centro del giallo dell'omicidio di Silvio Fanella, il broker che teneva la cassa del gruppo criminale ucciso a Roma. Un giallo del quale fanno parte un tesoro e le trame nel mondo dell'estrema destra in cui Gennaro Mokbel si muoveva da sempre. Lo stesso mondo di Giovan Battista Ceniti, ex militante di Casa Pound, incensurato, inserito nel comando dei killer, ferito e catturato. Poi tantissimi diamanti in 34 sacchetti trovati in una casa di Fanella nel Frusinate. Così l'agenzia ANSA in primo piano stamani. C'è anche il primo piano sulla spending review e sui tagli il governo accelera, titola l'ANSA, vedremo. E poi ancora in primo piano sull'agenzia ANSA di questa mattina, in Ucraina il volo malese MH17 è stato abbattuto da proiettili. Il volo è esploso probabilmente come risultato di un danno strutturale causato da un grande numero di oggetti ad alta energia che l'hanno penetrato dall'esterno, cioè proiettili, e non ci sono indicazioni che il crash sia stato causato da errore tecnico o da azioni dell'equipaggio. Questo secondo un rapporto preliminare olandese. La tregua nell'Ucraina dell'Est inaspettatamente sembra intanto tenere e il dialogo tra Mosca e Kiev potrebbe andare avanti, scrive ancora l'agenzia ANSA, che anticipa questo risultato sulla tragedia del volo MH17 malese che precipitò qualche settimana fa. Non si tratta di altro che di aggressione esterna, proiettili, secondo appunto i periti olandesi. Ma adesso vorrei proporvi 2 storie raccontate oggi da 2 quotidiani, il Giornale e il Fatto Quotidiano, diverse tra loro. La prima ci riporta alla questione degli jihadisti presenti in Italia che vanno sui teatri di guerra e poi magari ritornano, e la racconta un ex ostaggio degli integralisti islamici ad Antonella Del Prino, un'intervista pubblicata oggi su Il Giornale sotto il titolo I fronti dell'Occidente, orrore islamico. Il racconto del giornalista americano che è stato prigioniero dei terroristi di Al-Qaeda, il fronte siriano che ha il nome di Al-Nusra, una delle branche, diciamo così, di Al-Qaeda. Al telefono si era raccomandato di non chiamarlo Peter ma Teo. Quando lavoro sono Teo Padnos. Il nome Peter Curtis invece è solo per le cronache che raccontano la sua liberazione, avvenuta 2 settimane fa, dopo 22 mesi di prigionia nelle mani dei terroristi di Al-Nusra, il fronte siriano di Al-Qaeda, che si è separato dallo Stato islamico, l'ISIS, per contrasti interni fra i 2 leader che ora si odiano. Al-Julani,
leader di al-Nusra, e il califfo al-Baghdadi, leader dello Stato islamico, dall'altra parte. Peter Curtis appare sulla porta in camicia bianca, pantaloni chiari, occhi vispi, capelli arruffati, concitato quanto basta, scrive Antonella Del Prino, che è andata a trovarlo direttamente. Parla un italiano broccolino. Questo italiano mi aveva incuriosita già al telefono, ancor di più lo aveva fatto la risposta alla domanda sul perché parlasse un po' la lingua italiana. L'ho imparata durante la prigionia, ha detto il giornalista americano, prigioniero dei terroristi di al-Nusra, il fronte siriano di Al-Qaeda, separatosi poi dallo Stato islamico, dal califfato. L'ho imparata durante la prigionia perché uno dei carcerieri, racconta il giornalista americano, era un marocchino di Casablanca che prima di combattere ad Aleppo era stato qualche anno in Italia. La moglie e un figlio sono ancora a Roma. Credo a Roma. Non è un bel ricordo, aveva aggiunto Peter Theo Curtis. Adesso era lì, davanti a me, su un pianerottolo di 1 metro quadro, sorridente e preoccupato, racconta Antonella Del Prino, a dettarmi le condizioni d'uso, sforzandosi di accogliermi in italiano e dicendo che sua mamma ama moltissimo l'Italia e la sua famiglia è legata al nostro paese, perciò, e per gli ostaggi italiani in mano ai terroristi siriani, ha accettato di parlarmi, ma niente riprese, niente telecamere. Entriamo e attraversiamo la cucina prima di raggiungere la terrazza, dove la famiglia in un tipico quadretto americano sta consumando una colazione. È la sua seconda domenica a casa dopo 2 anni di prigionia. La mamma è felice per la visita insolita. Si affretta a dire che ci sono centinaia di giornalisti che vorrebbero parlare con Theo, Peter Theo Curtis. Non capisce come le sia sfuggito il controllo della situazione e comunque la giornalista del giornale alla fine riesce a entrare in casa. La casa è una di quelle a 2 piani, rivestite di legno, tetti rossi spioventi, colorate tutte diverse, tanto che a un primo sguardo parrebbe un sobborgo di Londra. Invece siamo a Boston, distretto di Cambridge, nell'America che ha dichiarato guerra al terrorismo da 13 anni esatti. Lui, da quasi altrettanti, Peter Theo Curtis, va avanti e indietro dal Medio Oriente per raccontare le storie di vittime della follia della propria gente, e il suo mestiere fa il giornalista. Quella volta, ottobre 2012, quando l'hanno rapito, era ad Aleppo, non ad Antakya, in Turchia, come si è detto. Sono rimasto per 6 mesi con i vestiti che avevo addosso quel giorno, senza mai lavarmi. Adesso ho qualche problema, specie ai denti. Il mio spazio vitale era di 1 metro per 2, racconta Peter Theo Curtis. In fondo ai piedi avevo un buco per i bisogni. A destra e a sinistra altri prigionieri come me. Li sentivo ma non potevamo parlarci né vederci, perché tra l'uno e l'altro avevano tirato su dei muri fatti di blocchi e non volevano che comunicassimo. Peter Theo Curtis deve essere un uomo forte che per attitudine abbraccia la vita, a cui la diversità non fa paura, ma adesso ogni 2 per 3 dice sono crudeli, godono nel vederti soffrire, nel metterti a disagio. All'inizio ero sempre ammanettato, mani e piedi. Gli chiedevo di liberarmi per andare in bagno. La risposta era sempre no. Una volta era estate e io in una baracca in mezzo al deserto con la porta chiusa. Ho chiesto di aprirla un po' per respirare. No, niente. Non costava loro nulla, ma l'idea di provocare dolore gli piace. Fra un caffè espresso e ci accomodiamo in salotto, racconta Antonella Del Prino, che intervista Peter Curtis, ex ostaggio americano degli integralisti islamici. Sul tavolino alle mie spalle una bandiera americana ripiegata per bene e su una poltrona quel che avanza della prigionia, la bandiera dei terroristi, quella bianca e nera che sventolano in televisione. Guardavi la televisione? Gli chiedo. Sì, risponde Curtis. Ho visto anche il video di James Foley, il giornalista decapitato il 19 agosto, 5 giorni prima della liberazione di Peter Theo Curtis. Mi dicevano, domani ti liberiamo, fra 3 giorni ti uccidiamo. Poi non succedeva mai niente. 2 volte mi hanno detto, vai, scappa, sali in macchina, ma non l'ho fatto perché credo che fosse una trappola. Anche Curtis è comparso in qualche video. In uno aveva un fucile puntato alla testa e in realtà, racconta, quella è stata l'unica volta in cui non ho temuto di venire ucciso. Altre volte invece sì. La mamma, Nancy, in questi mesi di prigionia non ha mai guardato la TV né letto i giornali. È diventata amica di Diane Foley, la madre di James Foley, cui ha scritto una mail per avvisarla della liberazione di Theo Curtis, il figlio.
prima che lo facesse la stampa. In lei resta il rammarico per questi due figli che sarebbero potuti diventare amici, date le tante affinità, e invece è andata diversamente. Ho creduto che sarei stato liberato soltanto quando ho visto gli uomini delle Nazioni Unite e mi sono seduto in macchina con loro, aggiunge Peter Theo Curtis. La cugina guarda l'orologio, dà segni che la Macedonia deve essere mangiata, finita, continuo. Voglio sapere di donne e ostaggi italiani. Donne sì, ne ho viste 1, 2, 3. Ostaggi anche loro, siriane. Una era una massaggiatrice, una terapista di Aleppo, carattere fortissimo, gli teneva testa. Un'altra era col padre. Un giorno li hanno riempiti di botte. Si informa di chi siano gli ostaggi italiani. Conosce di fama Padre Dall'Oglio. Sulla dinamica del rapimento di Greta e Vanessa dice spesso, come me, rapiti ad Aleppo, ma non in mano all'ISIS. Si offre di collaborare alle indagini qualora il governo italiano lo richieda. So molte cose, parlo arabo, conosco il capo di al-Nusra, al-Julani. Loro non sono come l'ISIS, lo Stato islamico. Hanno bisogno di soldi per comprare armi e pagare i soldati. Anche la liberazione di Curtis è figlia di una trattativa passata per il Qatar. E poi c'è questo particolare, appunto, che uno dei carcerieri di Curtis, il giornalista americano, uno dei carcerieri era un marocchino venuto in Italia con uno dei barconi, e la famiglia ancora, il fratello, la moglie e il figlio, sono residenti a Roma. Uno dei miei carcerieri parlava italiano. Prima di combattere ad Aleppo era stato qualche anno in Italia, racconta Peter Curtis, ex ostaggio rilasciato. Così sul giornale di oggi, ma sul Corriere della Sera c'è anche un'altra notizia che ci riporta sempre al tema jihadisti in Occidente e che poi vanno sui teatri di guerra. La notizia è quella di una serie di jihadiste donne britanniche che in Siria e in Iraq impongono il rispetto del Corano nel califfato per le donne e hanno il compito di individuare le donne che trasgrediscono le regole religiose. Venite con un paio di stivali per l'inverno, le vaccinazioni fatte e la voglia di sposarvi. Vivere qui senza un uomo è difficile. Questi sono i consigli che Aqsa Mahmood, 20 anni, ex studentessa, radiologa di Glasgow, dà alle aspiranti jihadiste che le chiedono dritte su internet su come emigrare dalla Gran Bretagna nella terra del califfato, scrive oggi Michele Farina su Corriere della Sera. Sono circa 200 le donne occidentali nelle fila dello Stato islamico, dice al quotidiano britannico Guardian Melanie Smith, ricercatrice del King's College, che segue sui social network le tracce di 21 ragazze britanniche che hanno abbracciato la lotta armata in Siria. Le francesi viaggiano in gruppo, le britanniche da sole. L'età delle nuove reclute si sta abbassando, 19-20 anni la media. Le ultime arrivate sono meno radicali delle veterane, partono per avventura come i ragazzi, sostiene la dottoressa Smith del King's College di Londra, oppure con l'idea di combattere per una società nuova e per difendere l'Islam dall'attacco dell'Occidente. Una volta arrivate a Raqqa, la capitale del cosiddetto Stato islamico, proclamato dal califfo Abu Bakr al-Baghdadi, le aspiranti guerrigliere si trovano a vivere nelle retrovie, stanno in casa, escono soltanto accompagnate da un uomo, frequentano le lezioni nelle moschee, postano commenti su internet e foto che le ritraggono in pose belligeranti. Eppure è improbabile, secondo i ricercatori, che le donne abbiano un ruolo significativo nelle operazioni militari o partecipino alle esecuzioni dei prigionieri, come pure qualcuna di loro ha millantato. Una formazione interamente femminile però esiste, c'è. È la brigata Al-Kanzaa, dal nome di una poetessa cara a Maometto, una brigata che riunisce una sessantina di agenti donne velate con funzioni di polizia. Hanno il compito di individuare le donne da punire per il loro comportamento contrario all'Islam. Secondo le ricercatrici del King's College, sono almeno 7 le britanniche che militano nella brigata Buon Costume e 3 sono in posizioni di comando. La figura chiave sarebbe Aqsa Mahmood, l'ex studentessa modello che su Twitter esorta le amiche a organizzare attacchi. Se non potete venire sul campo di battaglia, fate il campo di battaglia a casa. Tra le pupille di Aqsa ci sarebbero le 2 gemelle sedicenni Zara e Salma Khalane, fuggite da Manchester 2 mesi fa per diventare spose di terroristi dello Stato islamico. Zara ha twittato recentemente immagini della sua nuova vita nella terra del califfato. Una foto la mostra coperta di nero con Kalashnikov a tracolla
È più probabile, racconta ancora Michele Farina sul Corriere della Sera, che le sue armi quotidiane siano scope, spugnette e computer. Il califfo al-Baghdadi ha incoraggiato l'arrivo di donne dall'estero per sottolineare questa novità dello Stato islamico, che ormai ha un territorio e un governo. In questo immaginario le donne sono elemento cruciale, sebbene con ruolo secondario. Le adepte britanniche, oltre che occuparsi di casa e figli, gestiscono buona parte delle comunicazioni e della propaganda via internet. Curano l'iconografia da videogame, la giusta posizione di brutalità e tenerezza, decapitazioni e gattini che giocano con i Kalashnikov, panini con la Nutella e coltelli, sofisticata strategia di pulizia e di riposizionamento del marchio sui social network. Malgrado la frustrazione per la condizione subalterna, poche donne credono possibile tornare indietro, conclude il Corriere della Sera. Sally Jones, alias Sakinah Hussain, 45 anni, ex venditrice di profumi, arrivata in Siria dal Kent britannico con il figlio Jojo di 10 anni, in uno scambio di email con il Sunday Times ha detto che in Gran Bretagna la metterebbero in carcere e butterebbero la chiave. Sally è partita per seguire Junaid Hussain, 20 anni, con cui aveva allacciato una relazione su internet. Amori e avventure, questi erano i sogni delle donne della brigata Al-Qansah, scrive Michele Farina sul Corriere della Sera di oggi. Eseguita alle 21 al Teatro Arcimboldi nell'ambito del Festival Mito, il Festival Milano-Torino, che è dedicato appunto a Johannes Brahms fondamentalmente. Ma adesso l'altra storia colpisce il racconto di Antonio Massari, il viaggio tra i boss pugliesi, perché di solito quando si parla di mafia ci si riferisce alle tre mafie canoniche, per così dire, i tre tipici frutti italici: mafia siciliana, Cosa Nostra, 'ndrangheta calabrese e camorra napoletana. Ebbene, c'è anche una mafia pugliese, qualcheduno ricorderà la Sacra Corona Unita, ma ci sono adesso altre organizzazioni mafiose che pure incidono pesantemente sul territorio, sono protagoniste di fatti criminosi di primaria grandezza. La scena che racconta all'inizio del suo articolo sul Fatto Quotidiano di oggi Antonio Massari è una scena potente, quasi cinematografica, lo dice anche il questore di Foggia.
La scena è questa. Immaginate 19 mezzi che incolonnati, inclusi un Caterpillar, un'autocisterna con rimorchio e 2 tir, procedono dentro la città. Immaginate di incrociarli e di notare che a bordo non c'è gente qualunque, e lo capisci dall'abbigliamento, visto che tutti indossano un passamontagna e qualcuno un cappello in cuoio a falde larghe. Li guardate sfilare mentre procedono incollati l'uno all'altro nelle loro auto blindate, con i giubbotti antiproiettile e gli pneumatici ripieni di silicone. Sfilano sotto i balconi del centro abitato, al collo portano rice trasmittenti e in mano, soprattutto, hanno armi pesanti. È la mezzanotte del 25 giugno scorso. Il gruppo si muove in perfetto stile paramilitare, ma non siamo nella periferia di Donetsk. Presidente, dice il questore di Foggia, Pier Nicola Silvis, a Rosy Bindi, durante una drammatica audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia. Presidente Bindi, nessuno ha parlato di questa vicenda e nessuno lo sa. Neanche al cinema si vede una scena di questo genere, dice il questore di Foggia. Si è trattato di un vero e proprio atto di guerra, un atto militare. Una colonna di 19 mezzi con persone armate in bella vista. Se un'autobomba esplode, qui non lo viene a sapere nessuno, Presidente. Ma queste cose devono essere dette, perché non possiamo aspettare il morto eccellente, che ammazzino un procuratore della Repubblica, uno dei nostri poliziotti o un bambino, o che facciano una strage in cui muoia qualche innocente, per ricordarci che a Foggia c'è un'associazione criminale di stampo mafioso. Questa città, continua il questore di Foggia, Pier Nicola Silvis, davanti a Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia, questa città oggi è economicamente in ginocchio, è strozzata dalle estorsioni e dal manto di silenzio che si coglie ovunque. È necessario inceppare con urgenza l'escalation dell'organizzazione mafiosa prima che sia tardi e che il livello delle azioni omicide si innalzi a una sfida aperta alle istituzioni dello Stato e agli uomini che le rappresentano. Così il questore, il quale ha sottolineato appunto che nessuno lo sa e che neanche al cinema si vede una scena del genere. La notizia, scrive Antonio Massari oggi sul Fatto Quotidiano, la notizia non ha trovato neanche lo spazio di una breve di cronaca nei giornali nazionali, niente di niente anche nelle TV. Torniamo alla scena iniziale. Il gruppo dei 19 mezzi incolonnati con persone col passamontagne e armi pesanti e auto blindate al seguito e giubbotti antiproiettile che sfila sotto i balconi del centro abitato di Foggia, una specie di colonna militare vera e propria. Il gruppo di questi mezzi e di queste persone si ferma per un rifornimento al self-service. Le immagini che il Fatto Quotidiano è in grado di mostrare online sul fattoquotidiano.it in esclusiva mostrano un uomo incappucciato che, affiancato il distributore, estrae la pistola ed esplode un colpo. Il benzinaio nel gabbiotto li ha notati e l'uomo spara per intimorirlo, non per ucciderlo, sfondando la vetrata mentre i compagni terminano il rifornimento. Dopodiché la colonna riprende il suo cammino. Siamo in viale Fortore, l'ultimo mezzo incolonnato rallenta, si mette di traverso, l'autista scende e gli dà fuoco. Il gruppo ha bloccato la prima via d'accesso. Parte il cronometro. L'operazione è appena iniziata. Racconta ancora Antonio Massari sul Fatto Quotidiano di oggi. Il resto della colonna continua a procedere verso l'obiettivo, in Viale degli Artigiani, mentre altri 2 mezzi si dirigono nelle restanti vie d'accesso per occuparle incendiando altri 2 tir. In linea d'aria siamo a 500 metri dalla stazione ferroviaria di Foggia, a 700 metri dalla questura, a 1 chilometro dalla caserma dei carabinieri, in pienissimo centro abitato. Il comando ha isolato un triangolo della città, nessun accesso è possibile e si è conservata una via di fuga provvidenziale che di questo triangolo immaginario taglia l'ipotenusa, portando via verso le campagne. Il Caterpillar, seguito da un camion e dalle auto blindate, è ora davanti all'obiettivo, il cavò di un istituto di trasporto valori, l'NP Service, che protegge una cassaforte con 23 milioni di euro. Ora,
Immaginate l'escavatrice che sfonda il muro, l'odivelle, la guardia giurata che all'improvviso vede la parete scomparire, frantumata e sollevata davanti ai suoi occhi, e il comando che inizia a sparargli addosso sui vetri antiproiettile della cabina per terrorizzarlo, mentre il braccio meccanico è già pronto per sollevare le casseforti e posarle nel camion. Nessuno poteva aspettarsi una rapina di questo tipo, dice Riccardo Serra di Falco, amministratore delegato della NP Service. Non molliamo, continua, anche se all'istante, quando ho pensato che fosse necessario l'intervento della protezione civile per liberarci dalle macerie, ho pensato che l'unica soluzione fosse andar via da questa città. È stato un attimo, ma quando ho visto arrivare sul posto le guardie giurate, i nostri dipendenti, che sono 50, mi sono chiesto come si fa a lasciare 50 famiglie senza lavoro. Abbiamo ripreso a lavorare quella stessa mattina tra la polvere e le macerie, trasferendo i cavò nella sede foggiana della Banca d'Italia. Per rimettere a posto le pareti ci abbiamo impiegato 10 giorni. A breve ci trasferiremo in un'altra sede. Devo ringraziare Banca Italia perché ha riconosciuto che non era soltanto un problema della NP Service. Se ci fossimo fermati avremmo interrotto il flusso di denaro che circola intorno alla provincia di Foggia, incluse le pensioni. I foggiani, le loro pensioni, hanno potuto però ritirarle in tempo, perché la notte del 25 giugno il comando ha un problema. Il primo camion incendiato non ha completamente bloccato la strada. Una pattuglia della polizia riesce a incunearsi nel triangolo del comando. Inizia il conflitto a fuoco. Sull'asfalto non si conteranno né morti né feriti, ma circa 60 bossoli. La volante, racconta il questore alla commissione antimafia, si è trovata davanti a un'automobile che ha esploso 30 colpi di calibro 7,62 NATO. C'erano 2 auto con 2 Kalashnikov. I nostri 2 poliziotti hanno reagito con 38 colpi, una sparatoria violenta. Gli assaltatori sono andati via e il cavò con tutti i milioni di euro è rimasto lì. I rapinatori si infilano in quel provvidenziale varco che si erano riservati, imboccano la via di fuga, si dileguano nelle campagne. Rapina fallita. Il comando, dice un investigatore, arriva da Cerignola. Sono i migliori professionisti d'Italia per operazioni di questo genere. Nel corso di alcune perquisizioni riferite ad altri rapinatori, gli investigatori hanno rinvenuto lo schema per un'operazione in autostrada, anche questa sventata. Lo schema è sempre la forza. La totale assenza di collaboratori di giustizia è un altro elemento. Lo schema di assalto prevede autotreni messi di traverso, incendiati, poi catene da un guardrail all'altro per impedire l'accesso delle forze dell'ordine, varchi laterali per fuggire tra le campagne. Ma nessuna rapina sarebbe mai stata tentata, dice l'investigatore, se non si fossero accordati per pagare una quota alla società. La società è la mafia foggiana. Altrimenti, se non si fossero accordati, la società non l'avrebbe mai permesso. È il segno di un patto vero e proprio. La mafia foggiana vive un momento di equilibrio nel quale può inserirsi la criminalità organizzata di Cerignola. L'intera provincia di Foggia è purtroppo prigioniera di questa situazione. È una mafia poco conosciuta, la società di Foggia, ma può bastare un dato per descrivere la sua forza. Non c'è neanche un collaboratore di giustizia, è un record nel panorama italiano, che dopo quelli di Cosa Nostra e Camorra ha visto anche ultimamente alcuni collaboratori affiliati all''ndrangheta. Invece di pentiti nella società foggiana non ce n'è neanche uno. E non si tratta di una mafia giovanissima. A battezzarla con il 416 bis ci ha pensato una sentenza del 99, dopo che a riconoscerla ci pensò Raffaele Cutolo in persona, nell'Hotel Florio, sulla statale che porta da Foggia a San Severo, in uno storico incontro del lontano 1979. La pervasività della società foggiana è micidiale. A Foggia, continua il questore di Foggia in commissione antimafia, i nomi delle famiglie mafiose non si pronunciano neanche in casa. Il punto è che ci sono omicidi, autobombe e estorsioni dovunque, dice il questore di Foggia. E adesso, racconta Antonio Massari, immaginate un'altra scena. È il 16 febbraio e sono le 7:40 di una domenica mattina, quando esplode un'auto imbottita di esplosivo. Siamo in via Grieco, anche in questo caso pieno centro abitato, Foggia, non Afghanistan. Dell'auto resta solo la scocca, l'abitacolo completamente sventato, il tetto non c'è più.
Qualcuno l'ha parcheggiata all'esterno della sede legale di 3 società immobiliari, quelle della famiglia Zammarano, che ha sempre negato di aver pagato estorsioni. Poteva essere una strage. L'attentato non ha fatto vittime solo per caso, dice un investigatore, e perché erano le 7:40 di una domenica mattina. L'ultimo attentato incendiario risale a fine agosto ai danni di una pizzeria. Nei primi 6 mesi del 2014, nella città di Foggia, ce ne sono stati 67, nell'intera provincia 259. Ogni 16 ore qui esplode qualcosa. Poi c'è la microcriminalità. Tra gennaio e febbraio, continua il questore di Foggia, nella sola città di Foggia sono state rubate 420 automobili, un furto ogni 3 ore. Il proprietario dello Street Café, racconta ancora Antonio Massari, ha inaugurato il bar da appena 7 mesi, quando ad aprile, secondo gli atti di indagine, gli si parano davanti 2 esponenti della famiglia Francavilla e lo convocano per un appuntamento in un altro bar. Vogliono 50.000 euro. Il 9 maggio si ripresentano e gli propongono di scegliere. Se non può pagare, si prendono direttamente il bar. Il proprietario prova a rivolgersi a una finanziaria usando le credenziali del figlio. Finanziamento negato. Allora prova con gli usurai, che in un primo momento gli garantiscono il prestito, poi però non mantengono l'impegno. Così il proprietario dello Street Café si presenta dai Francavilla a mani vuote, propone la cessione gratuita del bar e delle autovetture pur di essere lasciato in pace. Viene però schiaffeggiato e minacciato. Questo è solo l'acconto, gli dicono. Oggi alle 18 devi portare 20.000 euro e tra una settimana altri 30.000, altrimenti ti massacriamo. Al proprietario non resta che una via d'uscita, la denuncia in questura e la squadra mobile che li arresta, ma si tratta di un caso piuttosto raro. Le denunce per estorsione nel 2012 sono state 11, nel 2013 sono calate a 10, nel primo semestre 2014 sono scese a 2. Giovanni Panunzio era un imprenditore edile, racconta ancora Antonio Massari oggi sul Fatto Quotidiano. Fu ammazzato la sera del 6 novembre 1992. Si era rifiutato di pagare il pizzo. È il primo omicidio eccellente a Foggia legato a un'estorsione. Sono trascorsi ben 22 anni, eppure in questa città non si è ancora mai costituita un'associazione anti-racket. È nata un'associazione a Vieste, nel Gargano, dove è presente la mafia cosiddetta dei Montanari, anch'essa riconosciuta da una sentenza 416 bis. Ma a Foggia ancora no, o meglio, la prima sarà inaugurata il 22 settembre da Tano Grasso, fondatore Federazione Antiracket Italiana. Poche volte in questi 25 anni mi sono trovato davanti a una sottovalutazione così radicata del fenomeno mafioso, dice Grasso. Per costituire la prima associazione antiracket a Foggia è stato decisivo il sostegno del prefetto e del questore. Qui c'è un livello di omertà più radicata che in territori calabresi in mano all''ndrangheta. È stato più difficile costituire un'associazione antiracket a Foggia che non a Palermo o a Gela negli anni 90. E abbiamo avuto difficoltà perfino con la magistratura, che in una sentenza depositata a febbraio considera la nostra presenza in aula come un tentativo di influenzare il processo, dimenticando che se ci presentiamo in aula è per dimostrare che chiunque denunci un'estorsione non sarà solo. Nella sentenza firmata dalla prima sezione collegiale Tribunale di Foggia si legge dell'intervento di associazioni che nelle loro finalità perseguono la lotta al racket, mafioso o no, e si parla di un assetto che ha in qualche modo tentato vanamente di influenzare il lungo e articolatissimo dibattimento. Il processo riguardava una serie di estorsioni commesse a Vieste sul Gargano, terra dominata dalla mafia dei Montanari. Quella dei Montanari è la seconda organizzazione mafiosa della provincia foggiana. Anche in questo caso l'attività principale è l'estorsione. È una mafia radicata dagli anni 70, nata come agropastorale, evolutasi nel traffico di stupefacenti fino al territorio di Manfredonia. La storica faida tra i clan Libergolis e Romito negli ultimi decenni ha provocato decine di vittime, mentre i Libergolis, secondo gli atti della Commissione parlamentare antimafia, negli anni 90 hanno stretto rapporti con esponenti apicali delle Endrine calabresi, De Stefano, Tegano, Libri, e con la camorra legata al clan Zazza Mazzarella di Napoli. Oggi, come per la criminalità di Cerignola, i Montanari hanno stretto patti o alleanze con le batterie della mafia foggiana, la società. È in questo contesto che a Vieste nasce
l'associazione anti-racket legata a Grasso, e nel 2012 il proprietario di un ristorante denuncia l'estorsione. Gli estorsori non sono affiliati ai clan, ma avendo minacciato e incendiato il ristorante, i PM chiedono l'aggravante del metodo mafioso, che i giudici però non ravvisano. Ma il punto è un altro. L'idea che l'associazione anti-racket si presenti in aula per influenzare i processi a Tano Grasso non va giù. Significa disconoscere un quarto di secolo di storia e di cultura del paese, dice. Aver rotto la solitudine del commerciante che denuncia in tribunale durante i processi è il modello che abbiamo creato dal 90. Veronica De Donato racconta ancora in questo lungo articolo sul Fatto Quotidiano di oggi Antonio Massari, è una ragazza bruna. A Foggia è rientrata dopo anni trascorsi fuori città. La mafia le ha ammazzato i genitori e fatto sparire un fratello. Non è tornata per nostalgia ma per vendetta. Uccide. Purtroppo, dice Veronica, uccidere è anche una cosa che ti fa sentire molto potente. Disporre del destino di un altro essere è un'estasi che, provata una volta, poi non ne puoi più fare a meno. Parole che hanno suscitato le ire dell'Associazione Libera, quando a febbraio Veronica è andata in tutte le edicole. È la protagonista di un fumetto, il suo nome è Lady Mafia. Le storie sono ambientate a Foggia. Il marketing sta funzionando, distribuzione nazionale e un video che vede protagoniste Veronica Ciardi e Sara Nile, note per aver partecipato al Grande Fratello. È solo un fumetto, dice il direttore Loris Castriota Skanderbeg, che alle critiche risponde così: è un fumetto che registra la realtà, non la esalta. La realtà è amara, deve essere combattuta e cancellata. Perché le organizzazioni antimafiose non si concentrano su questi compiti? Resta il fatto, scrive Massari, che in una città dove per la nascita di un'associazione anti-racket si sono attesi 22 anni dalla morte di un imprenditore, abbiamo un altro primato, il primo fumetto italiano che vede come protagonista, seppur in veste vendicativa, Lady Mafia, una donna intenta a scalare le gerarchie mafiose per farsi giustizia. Nella realtà, invece, qui esiste un comune denominatore tra le organizzazioni criminali, l'uso costante della violenza e un'incredibile potenza di fuoco, come dimostra la marcia dei blindati a Foggia, con cui si apre l'articolo di Massari. La commissione parlamentare è stata a Foggia, dice Rosy Bindi, perché è necessario accendere una luce. È impressionante che situazioni periferiche così allarmanti siano ignorate. Qui c'è una caratteristica, l'incrocio tra mafie in 3 aree molto vaste che hanno siglato un patto con la criminalità comune. C'è aggressività, violenza e spavalderia. Forse si ritengono non punibili. Di certo il prefetto, il questore e le forze dell'ordine non stanno sottovalutando, ma va rafforzato l'ambito della magistratura. Bisogna creare una sezione distaccata della direzione distrettuale antimafia, dice ancora Rosy Bindi, presidente della commissione antimafia in Parlamento. Sono certa che la maggioranza della società foggiana intende reagire, ma va sostenuta. Foggia, dice ancora Bindi, è vittima della sottovalutazione e della difficoltà ad ammettere che si tratta di mafia, a volte anche dalla magistratura giudicante. Si contano infiltrazioni nelle amministrazioni? Beh, ci sono realtà sotto osservazione, ammette Rosy Bindi. Di certo c'è che nel Foggiano di armi se ne trovano a iosa. Il 1° aprile la squadra mobile di Foggia ha perquisito l'abitazione del cerignolano Francesco Russo. Gli investigatori non sono riusciti a credere ai propri occhi. La stanza enorme era piena zeppa di armi lunghe e armi corte, decine di pistole, fucili mitragliatori, fucili a canne mozze, Kalashnikov, addirittura una mitragliatrice col 3 piedi da terra, da combattimento in guerra, e poi bombe a mano, giubbetti antiproiettile, 18.000 proiettili di tutti i calibri. Non è l'arsenale del clan, ma il supermarket di Francesco Russo. Si era perfino fatto un book, continua il questore, con le fotografie delle armi che bisognava sfogliare e il preziario. Vuol sapere quanto costava un Kalashnikov? 3.300 euro, dice il questore. C'era scritto, nero su bianco. Sa cosa mi ha preoccupato, Presidente? Dice il questore in audizione alla Commissione Antimafia. Ho visto nel book che è stato venduto un bazooka, ma per ora non lo abbiamo trovato. Chi è che ce l'ha adesso questo bazooka? Domanda il questore di Foggia. Il questore di Foggia alla Presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, e documenta oggi questo articolo lungo ma interessante
Antonio Massari sul Fatto Quotidiano.